Un violento impatto tra un furgone e un mezzo pesante lungo la Romea avvenuto poco dopo le 7 fra Lova di Campagna Lupia e Rosara di Codevigo ha mandato il traffico in tilt. Feriti entrambi i conducenti dei mezzi, il più grave l'uomo alla guida del veicolo più leggero della Melinato Impianti di Mirano. È rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco per poi essere trasferito d'urgenza all'ospedale con l'elisoccorso. La prognosi è riservata. Il furgone che guidava stava procedendo in direzione Chioggia e avrebbe invaso all'improvviso la corsia di marcia opposta, andando a sbattere contro il tir proveniente da Bari. Le parti anteriori dei mezzi sono andate distrutte nell'impatto e il camion si è fermato al limite del fossato adiacente alla carreggiata. Coinvolta in modo meno rilevante anche un'automobile che correva dietro il furgone. Sul posto, per i rilievi, le pattuglie della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, 2 ambulanze e 3 squadre dei vigili del fuoco provenienti da Mestre Mira e Piove di Sacco, oltre ai mezzi del soccorso stradale. Da accertare le cause della manovra improvvisa, tra le ipotesi al vaglio un colpo di sonno. Le operazioni di soccorso sono durate a lungo e la Romea è rimasta bloccata, provocando code chilometriche sia in direzione Chioggia che in direzione Mestre.